per il momento hanno risposto no a tutte le nostre richieste. Quindi è veramente paradossale perché mette in crisi quel rapporto di fiducia che c'è tra il territorio, le istituzioni e le proprie attività economiche. Ha dell'incredibile l'atteggiamento attendista dei maggiori istituti bancari italiani che a fronte di garanzie non hanno ancora proferito verbo sul prestito ponte necessario al rilancio dell'ACC di Mel. Domani scade il termine stabilito durante l'incontro del 7 luglio scorso al tavolo regionale e la cassa in mano al commissario straordinario Castro Autonomia fino al prossimo 30 settembre. Oltre quel giorno l'impegno fino ad oggi profuso a tutti i livelli potrebbe finire alle ortiche, segnando di fatto la fine di un'azienda strategica a livello nazionale, l'unica che ha in mano la produzione del compressore per la refrigerazione. Lo abbiamo ripetuto più volte, hanno una responsabilità istituzionale perché c'è una legge dello Stato che prevede l'attivazione dell'articolo 55, quindi i finanziamenti delle banche nei confronti di questa azienda, e anche una responsabilità sociale. Questa è un'azienda di importanza strategica per il tessuto produttivo della provincia di Belluno e quindi crediamo che chi veramente si professa di essere vicino al territorio anche dal punto di vista sociale lo debba oggi dimostrare. Stamattina i sindacati di categoria si sono incontrati con le RSO aziendali. Il progetto industriale è serio, incalza Zulian della CISL, che ricorda come il comparto del freddo a livello nazionale stia aumentando le proprie vendite anche grazie ai riconquistati volumi produttivi di ACC. Dalla ripartenza sono state riassunte 18 persone, qualche settimana fa è stato istituito il premio di risultato. Insomma, le condizioni di rilancio ci sono e i sindacati a ridosso delle imminenti elezioni lanciano un appello a tutti i candidati affinché si facciano carico del futuro dello stabilimento di Mel. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, dice Mauro Ferraro della UIL. Saremo prontissimi a reagire come abbiamo sempre fatto appunto nell'ultimo anno. E vedremo di fare le assemblee con i lavoratori, trovare come sempre delle soluzioni che non impattino neanche la produttività, perché come abbiamo bisogno sempre paradossalmente anche di produrre e quindi cercheremo le soluzioni migliori.